I ragazzi delle giovanili salutano e fanno da arco all'ingresso in campo di questi campioni italiani e stranieri sul campo centrale degli impianti della Guizza. I primi a calcarlo sono i giocatori del Gavin Hastings 15, capitanato appunto da Gavin Hastings, capitano della Scozia e dei Lions britannici. Al centro del campo già pronti il direttore di gara Claudio Giacomella e i suoi assistenti giudici di linea. Grande entusiasmo per questi 15 campioni già presenti sul terreno. Ecco ora l'altra squadra, quella del Simod Invitation 15. Vedete sfilare ad uno giocatori sudafricani e italiani, fra di loro Nas Bota naturalmente, ma la squadra è capitanata dal padovano petrarchino Corrado Covi. Ora i giocatori prenderanno posto, si allineeranno davanti alla tribuna centrale del campo della Guizza. Vedete alla sinistra qui in maglia nera i giocatori del Simod Invitation 15, alla destra i giocatori del Gavin Hastings 15. L'applauso che sentite saluta l'ingresso in campo della moglie di Cameron Oliver, Diane, accompagnata sul terreno di gioco dal padre di Holly, Don Oliver, e dal presidente del Simod Petrarca, il dottor Franco Valier. Eccoli inquadrati, con loro naturalmente la piccola Francis che vedete quasi contraccambia il saluto del pubblico con un applauso. Molto toccanti ed emozionanti queste immagini. Ora andranno a salutare personalmente tutti i giocatori che con entusiasmo hanno risposto all'invito per partecipare a questo match. Si comincia con il Gavin Hastings 15, precisamente il capitano, che vedete si sofferma a parlare con Dinky. Immagini molto forti. Questo è Massimo Cutitta, attuale capitano dell'Italia, volti sorridenti, ed è Gavin Hastings, come nelle migliori tradizioni britanniche, a presentare tutti i componenti della sua formazione. Questo è il giovane Alessandro Troncon, Julian Gardner, vedete il sorriso di Dinky, naturalmente molto emozionata, però anche consapevole che questo è un modo eccezionale per ricordare il suo Holly. Vedete lo squalo bianco John Jeffrey, affettuoso con la piccola Francis. Andrea Scanavacca, giocatore del Lloyd Italico, Guido Rossi e poi ancora Brendan Mallin e Gerhard Mans, Massimo Brunello, Brolis, questi è Mauro Tommasi. E continua, sembra non finire l'applauso del pubblico. Questo è l'artefice della giornata, Vittorio Munari, sorrisi anche per lui. Ed ora l'altra formazione con Renato De Bernarde. Vedete l'affetto naturalmente maggiore dimostrato dai giocatori del Simod, se non altro per i lunghi anni scorsi insieme a Cameron Oliver. Ed ecco Nas Bota con il numero 10 sulla maglia, il numero di Holly. Questi è Truter, compagno di squadra di Oliver nel debutto con la selezione del Transvaal in Sudafrica. Ancora il Petrarchino Re, poi Paolo Vigolo, Andrea Zulian, abbracci affettuosi, sinceri. Ed ecco l'allenatore del Simod, Pasquale Presutti, un abbraccio prolungato anche con lui. Questo è il fisioterapista del Simod, veramente commosso, Antonio Gregori. Immagini veramente toccanti e nuovo, lungo, interminabile applauso del pubblico che saluta Dinky, Don Oliver e il presidente Valier. Ed ora le formazioni della partita con il Simod Invitation che schiera Dotto estremo, Truter e Sandonini alle ali, Muller e Shepard ai centri, Bota e De Marco in mediana e poi Chez, Covi e Saetti in terza linea, Van Zyl e Gardini in seconda, Grespan, Allen e De Bernardo in prima linea. In panchina Re, Gomez, Zulian, Croci, Pivetta e Vigola. È iniziata frattanto la partita, la formazione del Gavin Hastings 15 con naturalmente Hastings estremo, Mans e Marcello Cutitta alle ali, Mallin e Linin ai centri, Scanavacca e Tronconi in mediana, Gardner, Jeffrey e Matthews in terza linea, Checchinato ed Anderson in seconda, Rossi, Trevisiola e Massimo Cutitta in prima linea. In panchina Brunello, Tommasi, Brolis, Marchesin, Scaglia ed Alsie. Direttore di gara Claudio Giacomel. Prima azione del match con il Gavin Hastings 15 in evidenza, già in attacco, palla ancora portata in avanti dalla formazione
in maglia bianca. Scanavacca poi al largo per Mans, il sostegno di Scanavacca, giocatore dell'Oid Italico Rovigo, e il calcio in rimessa laterale. Abbiamo chiesto a Vittorio Munari di rivedere con noi questa partita, quindi di commentarla con noi, anche per capire bene lo spirito che ha mosso le squadre ad entrare in campo. Ciao Vittorio. Ciao Federico. Beh, è semplice dirlo, il Gavin Hastings 15 è partito con l'idea ovviamente di dare spettacolo, di muovere i palloni il più possibile. La squadra del Simod è costruita sui giocatori del Petrarca, sull'ossatura degli avanti petrarchini, rinforzata con una torre e un giocatore molto potente al numero 8, Jaco Cozie, e poi ovviamente Nasbota e alcuni suoi fedelissimi per dare sostanza a una linea d'attacco che ha un interessante dotto d'estremo. E torniamo alla partita con Scanavacca che calcia lunghissimo verso l'estremo avversario. Si tratta di Pier Massimiliano Dotto, giocatore del Benetton Treviso. Il contrattacco di Dotto che cerca di affondare i colpi all'interno della difesa avversaria, poi è Truter che va a terra, il sostegno immediato degli avanti del Simod Invitation, Hector De Marco che attende l'ovale, pulito per lui dalla chiusa, il calcio a seguire alto sulla difesa avversaria, pallone che rimbalza in campo, rimane sul terreno di gioco e poi Gavin Hastings che cerca di fare da base per un raggruppamento, pallone ancora tenuto vivo dalle due formazioni, Giacomello osserva il raggruppamento, Saetti cerca di passare l'ovale, c'è però l'intervento irregolare dei giocatori del Gavin Hastings che con la mano, vedete, hanno favorito irregolarmente l'uscita dell'ovale dalla loro parte, quindi il calcio di punizione giocato rapidamente dal Simod 15, ancora un rack veloce con il pallone che esce per De Marco e Nasbota che serve Chezie che va in sfondamento, numero 8 sudafricano, cerca di arrivare fino alla linea di meta, occasione subito propizia per il Simod, ma c'è il tenuto dello stesso numero 8 sudafricano, l'applauso del pubblico e il calcio di punizione per il Gavin Hastings. Sono due squadre che si combattono a viso aperto, ovviamente in questo genere di partite dove gli automatismi non ci sono, non si può confidare su degli automatismi frutto di grande allenamento, c'è l'inventiva ma bisogna far benissimo i fondamentali. È chiaro che uno contro uno bisogna sempre placare, sempre gettare a terra l'avversario, altrimenti diventa una partita farfallona. Qui c'è proprio battaglia, c'è l'intenzione da parte di tutti, vedete, di impegnare fisicamente il diretto avversario, di liberare il pallone, di continuare a giocare. E subito ritmo altissimo per questo match, pallone mantenuto vivo dal Gavin Hastings 15, va a terra un giocatore in maglia bianca, si tratta di Troncon, pallone che rimane in possesso della squadra del Gavin Hastings, il calcio lungo del Rodigino Scanavacca, ancora Dotto in evidenza con questo contrattacco. Salta il primo placcaggio, fugge lungo la linea di out, poi all'interno per Allan, un cambio di direzione all'interno, il sostegno di Covi, ma anche l'intervento di un giocatore in maglia bianca. E avete visto anche qui, servito molto bene Allan dalla penetrazione di Dotto, ma Guido Rossi che si deve impegnare, pilone contro tallonatori, un placcaggio in spazi aperti, non c'è niente da fare, è l'unico modo per rendere interessanti queste partite, il continuare ad impegnarsi nelle individualità, nelle abilità di base, ma soprattutto nel placcaggio. Grande rimessa laterale vinta da Van Zyl a fronte per i neri ed ecco il pallone lavorato da Cozie in penetrazione. E la penetrazione di Cozie guadagna metri preziosi fino a quando De Marco sta per aprire l'ovale, ma c'è l'intervento in fuorigioco dei giocatori neri e quindi il calcio di punizione ancora nell'area dei 22 per Gavin Hastings. Io avrei senz'altro dato punizione contro Guido Rossi che si era tuffato a terra chiudendo il pallone con l'abilità di sempre, un grande lavoratore di raggruppamento Guido Rossi con l'abilità e l'esperienza di andare oltre il lecito a volte pur di favorire la sua squadra. Bravo qui Guido Rossi a non farsi pescare, ancora Easy Trevisola alla rimessa. L'ossatura della formazione in maglia bianca è quella dei giocatori che hanno preso parte alla partita di addio di Nasbota in Sudafrica lo scorso ottobre, fra questi proprio Guido Rossi, e quindi oggi occasione di rivincita per il biondo asso sudafricano, se si parla naturalmente di risultato sportivo che in questa occasione è comunque relativo. Frattanto Mallin, una grande accelerazione del centro irlandese, poi va a terra Gavin Hastings, pallone ancora vivo, grande azione dei giocatori in maglia bianca e poi l'intervento di Giacomel per la mischia ordinata. Bravi i neri a placare oltre la linea del vantaggio, bravissimi sulla scissors, sull'incrocio a forbice tra Brendan Mullen e Gavin Hastings, il placcaggio per Antonio Di Sandonini a bloccare l'iniziativa.
la spinta del Simod 15 con il raddoppio di De Marco che cerca di andare oltre al placcaggio per effettuare poi il passaggio, non ci riesce, Gardner ne approfitta, recupera l'ovale per la sua squadra. Marcello Cuttita, pallone a terra e poi Henderson direttamente per Scanavacca, la finta e il buco trovato dall'apertura rodigina, poi preferisce usare il piede, un calcio lungo che va in rimessa laterale e torniamo, o meglio andiamo a giocare nella metacampo del Simod 15. Bravissimo Andrea a sfruttare territorialmente questo suo buco, ma c'era non inquadrato il sostegno interno di Sean Lenin. Forse i nostri giocatori italiani spesso calciano anche per mancanza di confidenza nel sostegno. C'era Sean Lenin, splendida l'iniziativa comunque del giovane mediano, ricordiamolo, sia lui che Troncon, giovani mediani messi a posto in una squadra di esperti, Willy Henderson su tutti, ma lo squalo Jeffrey e Guido Rossi e perché no Cuttita e Trevisiol a dare esperienza a questi due ragazzini e poi Brenda Malin e Gavin Hastings a dar loro la confidenza per muovere la palla. Raggruppamento avanzante del Gavin Hastings 15 e poi pallone trasformato fuori da Troncon per Checchinato, cerca la via più breve per arrivare verso la meta, Massimo Cuttita, anche lui in sfondamento, il vantaggio, il sostegno di Guido Rossi a Massimo Cuttita e la meta quasi al centro dei pali per il Gavin Hastings 15 per il 5-0. E la meta cosiddetta furba, vedete i due volponi si salutano e si ringraziano l'un l'altro, grande penetrazione di Checchinato, ma poi è Maus il suo soprannome, Topo, Massimo Cuttita che la fa alla grande piroetta su se stesso e poi sull'ultimo disperato placcaggio di Crespan riesce a dare un pallone pulito al piazzatissimo Guido Rossi per la meta ed esperienza. L'attuale capitano dell'Italia serve l'ex capitano dell'Italia per la prima meta dell'incontro dopo 8 minuti di gioco, la trasformazione di Gavin Hastings e il 7-0 in favore appunto del Gavin Hastings 15, inquadrato il capitano dei Lions britannici, 50 presenze con la Scozia. Riparte il gioco con il calcio di rimbalzo di Nas Bota, il pallone recuperato dal Gavin Hastings 15, giocatori che si organizzano e poi però sono i neri a partire con Willie Allen placcato da Phil Matthews, resiste, il pallone ancora disponibile per Hector De Marco, si allontana dalla pressione avversaria, poi Bota all'interno, il passaggio per il compagno di squadra e torna però sui suoi passi Claudio Giacomel per interrompere il gioco ed assegnare un penalty a favore dei giocatori in maglia nera. Grande lavoro di Saetti sulla rack iniziata da Allen, pallone a disposizione nuovamente per l'attacco dei neri che vanno nuovamente in penetrazione, diretti, Julian Gardner si attacca, fa crollare tutto, il desiderio di mettergli una scarpata sopra è quella di Willie Allen, ma poi mischia, riesce a conquistare la palla secondo la decisione arbitrale la squadra bianca per l'introduzione di Alessandro Troncon. Numero impressionante di test in nazionale, un numero complessivo impressionante, quasi 700 per i 42 giocatori convocati per questo incontro e la formazione in maglia bianca che riesce ad alleggerire momentaneamente la pressione riportandosi fuori dai propri 22, inquadrato il pubblico del campo centrale della Guizza per assistere a questo incontro memorabile. Touche lunga vinta dai giocatori in maglia bianca con Anderson e poi dalla chiusa il tentativo di calcio lungo per poi andare a fare pressione, Sandonini manca per un attimo l'appuntamento con l'ovale e l'intervento di Giacomel inevitabile per la mischia ordinata. E dobbiamo anche, è caduto male Phil Matthew in questa occasione. Si va a procurare un infortunio al ginocchio, approfittiamo anche per dare alcuni numeri. Nasbota per esempio che non gioca dalla partita d'addio di novembre, è rientrato apposta, chiaro che soprattutto all'inizio sta prendendo un po' le misure, ha praticato moltissimo golf ma non certo ha praticato il rugby, mentre vedete Willie Henderson che fa chiaramente cenni del cambio. Phil Matthew è comunque rientrato tranquillamente a casa adesso, anche se lamenta questo infortunio che l'aveva già preoccupato all'inizio di stagione ai legamenti al ginocchio. Phil Matthew, capitano dell'Irlanda più volte, uno dei giocatori trascinanti della squadra verde irlandese, è una bandiera in patria, lascia malvolentieri il campo, aveva un pessimo umore dopo, non sono giocatori che vengono per far la gita, questo lo posso assicurare, ma aveva dei problemi, lo vedete che già si era fasciato, entra scaglia, va un attimo ad alzare la rimessa laterale, Checchinato
passa in terza linea, resta Gardner numero 8, così che Chinato, che è una seconda linea ma capacissimo di giocare anche numero 8, va in terza ala per una nuova esperienza. Trascorso il primo quarto d'ora di gioco, 7-0 il punteggio in favore del Gavin Hastings 15, in campo appunto Diego Scaglia, seconda linea della Tarvisum con il numero 20 bianco. Calcio di punizione per il Simod, Nas Bota che si incarica di cercare la rimessa laterale, poi si consiglia con il suo tre quarti ala Truter, decidono di chiedere a Giacomel la via dei pali. Hendrik Truter ha giocato nel Transvaal, gioca ora nell'Orange Free State, è un giocatore possente, 1,95 m, la statura, ha un calcio terrificante, potentissimo, ha veramente molte abilità, la sua posizione naturale è estremo, una curiosità, ha esordito come tu dicevi bene, precedentemente ha esordito nel Transvaal la prima volta a livello provinciale, nella stessa giornata in cui ha esordito Cameron Oliver, gioca estremo normalmente, l'abbiamo spostato all'ala volutamente per poter dare soddisfazione all'effervescenza del rugby di Pier Massimiliano Dotto. Il calcio di Truter non precisissimo, si spegne alla sinistra dei pali del Gavin Hastings 15, è proprio il capitano della squadra ad impostare il contrattacco, l'incrocio con Marcello Cutita che poi accelera, viene messo a terra, prosegue l'azione con Julian Gardner, Massimo Cutita, poi Anderson fuori per Scanavacca che torna sui suoi passi, dalla chiusa ancora Cutita in evidenza per Checchinato, il quale dopo una finta accelera per superare il diretto avversario, pallone che rimane in campo in qualche modo, sono i bianchi a cercare di recuperarlo, poi con qualche difficoltà Scanavacca il suo calcio lungo sul quale è ben piazzato Nas Bota che fissa l'avversario all'interno, poi per il velocissimo Dotto, ancora per Bota il passaggio all'interno giudicato in avanti da Claudio Giacomelle, quindi la mischia ordinata al termine di questa lunghissima azione. Hastings cerca un contrattacco improbabile con Cutitta, perdono il pallone perché è grande la pressione dei neri, Scanavacca obbligato a calciare malamente in mezzo al campo e Bota che fa 2x2 playmaker per le gambe, per l'abilità di Dotto, Dotto nuovamente all'interno, grande azione dei neri in contrattacco dopo aver creato i presupposti con la pressione sulla squadra bianca. Nas Bota si ricorda di aver giocato a football americano. Infatti il suo passaggio lunghissimo per Truter che con una finta poi elude la difesa avversaria, scivola al momento decisivo quando si trattava di superare Gavin Hastings, il pallone che in questo raggruppamento tarda ad uscire, Giacomello osserva la situazione, attende prima di fischiare e difatti Troncon riesce a liberare per Scanavacca, il quale con un calcio lungo di destro riporta il gioco oltre la metà campo dei giocatori in maglia bianca. I giocatori portatori di palla quando vanno a terra sanno di non avere quegli automatismi che permettono subito di richiudere il pallone e loro lo cercano di difendere, come ha fatto qui alla fine di questa splendida azione Truter, dal lavoro fatto da Gavin Hastings per accoglierlo. C'è un po' di fallo in questo perché sanno di non avere il sostegno, ma proprio anche questa è una lotta interessante. I due medianini favolosi per Sean Lenin che incrocia Garrett Mansa che sta in piedi quell'attimo che basta, ma poi il sostegno non è in verticale. Sean Lenin che va a tagliare il campo per Brendan Mullin che cerca di verticalizzare il gioco, punto di riferimento per Guido Rossi, ancora Troncon per le mani di Sean Lenin e poi è Gavin Hastings che calcia un grabber di sinistro dietro Nas Bota, playmaker di Dotto per Bota e poi calcio dell'asso sudafricano verso la rimessa laterale. Una touche che riporta il gioco sulla metà campo dopo questa azione dei giocatori del Gavin Hastings 15. Ancora la tribuna della Guizza inquadrata, il lancio lunghissimo di Trevisiol, preda di Saetti, poi il pallone fuori per i due centri sudafricani, il tentativo di passaggio all'interno non riuscito, pallone ancora vivo e poi rimessa laterale con Covi trascinato fuori dall'avversario diretto dei giocatori del Gavin Hastings. E se pensiamo a questa azione da parte a parte, costa a costa, con pallone vinto da Saetti ma poi Bota che muove i tre quarti centro e subito un grande recupero di Capitan Covi, ma su di lui già c'era lo squalo bianco a placarlo, grande copertura di questi ultimi giocatori in rimessa laterale. Il 31enne Moreno Trevisiol lancia, De Marco recupera per Allan che si invola,
fa una finta, il sostegno all'interno non c'è subito e quindi preferisce tenere l'ovale, poi il placcaggio su di lui del capitano della Namibia, Gerard Mans, e gioco in rimessa laterale. Grande tecnica individuale di Gerard Mans che si difende, guardate, dal tentativo di frontino di Willie Allen. Vedete, Willie Allen difende molto bene il pallone dopo la finta, ma gli toglie la mano Gerard Mans e poi lo prende un pochino, anche se vogliamo, al collo e lo butta a terra. Troncon sotto pressione, rimesse laterali dei bianchi non perfette, calcio con per salto con la mano esterna da parte dei giocatori bianchi, Nasbota in velocità. E poi ancora l'ovale che però viene recuperato dal Gavin Hastings 15, il calcio lunghissimo ad alleggerire la pressione. Dotto guarda lo schieramento avversario, non c'è sostegno adeguato, preferisce il calcio raso terra, sono comunque metri guadagnati per il possesso territoriale. Touche a favore del Gavin Hastings, si avvia a lanciare il pallone Moreno Trevisiol, giocatore del Benetton Treviso, 31 anni compiuti proprio in questi giorni. 4 finali disputati con la maglia del Benetton. Il suo lancio sul primo saltatore, pallone controllato dopo un rimbalzo da De Marco, su di lui a chiudere gli avanti neri, cercano di ripulire la palla, qualche difficoltà, poi Saetti che vi riesce, cerca l'avanzamento, trattenuto però giustamente da Anderson, De Marco, poi fuori per Bota che si fa sfuggire l'ovale malamente in avanti. Un attimo di disattenzione, il vantaggio sfruttato da Gavin Hastings cercando di guadagnare metri, invece Giacomel torna sui suoi passi, non c'è un vantaggio sfruttato e quindi la mischia ordinata che va a favore dei giocatori in maglia bianca. Ottimo lavoro dei neri in rimessa laterale con Van Zyl che va a saltare a marcare Checchinato, primo saltatore, Setti che si porta a metà sul vecchio marpione Willie Anderson, lasciano Jaco Cozzie e Covi a presidiare il fondo della rimessa laterale, lo fanno molto bene i neri e tengono il campo. Le due mischie che si affrontano, l'introduzione di Troncon per Scanavacca e poi Linin per Mallin, l'accelerazione del giocatore nazionale irlandese, poi Mans, il sostegno di Linin su di lui, va a terra, arrivano gli avanti bianchi, primo fra tutti Gardner che cerca di aiutare i compagni a tenere il pallone vivo, poi per i neri invece può proseguire l'azione, Jeffrey si tuffa su De Marco ed intervento di Giacomel. E questo era proprio il caso dove un po' tutti mettono le mani, ha lasciato un minimo di vantaggio ma era chiaro il fallo, poi su questo tentativo non gli sembra neppure vero al rapace di tuffarsi sulla preda, e calcio di punizione comunque precedente in rimessa laterale per i neri. Botta il suo calcio lunghissimo verso la touche. Nella precedente azione abbiamo visto la splendida accelerazione di Brendan Mallin, giocatore dell'Irlanda e dei Lions britannici che adesso tornerà a giocare al massimo livello in occasione della Coppa del Mondo. Brendan Mallin, laureato a Oxford, è un Oxford Blues, ma anche la capacità di partecipare alle Olimpiadi nei 110 metri ostacoli, questo è il motivo della sua elegantissima corsa ben assestata. Un calcio altissimo sul quale vola Dotto, riesce a controllare l'ovale per i compagni, Cuzzie placcato da dietro da Checchinato e poi ancora Dotto ad avanzare, la rack veloce, arrivano i giocatori bianchi, un vantaggio concesso da Giacomel, il pallone sfruttato da Scanavacca con il calcetto in una zona sguarnita nella quale arriva comunque Nas Bota che controlla, ancora passaggio lunghissimo per Bota. Poi temporeggiano nel tentativo di cercare un varco per il contrattacco, i giocatori del Simod non lo trovano e quindi costretti ad annullare. Il gioco riprenderà quindi dopo il fischio di Giacomel con la mischia ordinata a 5 metri dalla linea di meta per l'annullato fatto da Truter, lo rivediamo, pallone controllato dal tre quarti ala sudafricano, il placcaggio su di lui di due avversari che lo costringono ad annullare, la mischia ordinata con l'introduzione bianca. Pallone controllato da Gardner che parte dalla base della mischia, il placcaggio di Saetti su di lui non gli consente di arrivare fino alla linea di meta, ma è ancora la squadra bianca che può mantenere il possesso e cercare di avanzare. Arrivano ad un passo dalla segnatura, viene tenuto sollevato dalla linea
di meta Marcello Cutita, la pressione di Nas Bota sugli avversari, non ci stanno a perdere e soprattutto a subire delle mete. Poi il calcio di punizione assegnato da Giacomelli. Era giusto questo calcio di punizione, ma proprio per quello che dicevi del non starci a perdere, sul calcetto prima di Scanavacca, quando Nas Bota ha effettuato il lunghissimo passaggio, John Jeffrey ha preso le spese di viaggio lo stesso, non ci stava, si rispettano senz'altro, ma non ci stanno proprio a prendersi in giro. Pallone messo in mischia ordinata in modo non ortodosso, secondo Giacomo, il calcio di punizione che permette alla squadra dei neri di riposare, i neri che sono in svantaggio per 7-0 grazie alla meta di Guido Rossi. Ed ora il calcio di punizione di sinistro di Truter che riporta il gioco in avanti, il lancio di Trevisiol per Jeffrey, non controllato l'ovale, lo recupera Checchinato in seconda battuta, si organizza la spinta del pack bianco, poi dalla chiusa Gardner restituisce il pallone a Scanavacca, il sostegno di Trevisiol e Rossi all'avanzata del mediano di Mischia bianco, ancora Troncon che guarda lo schieramento avversario, preferisce una nuova mini rack con Massimo Cutita, pallone tenuto vivo, il passaggio ora al largo di Linin che trova un buco dopo una finta effettuata, Linin poi cerca il sostegno al largo di Mallin, non si intendono i due, il pallone va in rimessa laterale. Pallone splendido ma anche interessante di adattamento che hanno i giocatori alla partita. Vi dicevo della rimessa laterale come marcano i neri, mentre vediamo la parte finale, il buco preso ma corre di traverso e non c'è un sostegno dritto, Mans gli è troppo di fianco e Brenda Mallin era in avanti rispetto a lui. Vi dicevo, lancio lungo di Trevisiol in fondo allo schieramento perché viene marcato, vedete, da Van Zyl e da Saetti, e quindi usano la lunga dove Cozie perde in statura rispetto a John Jeffrey e Gardner. È una battaglia tra Cozie e Corrado Covi, John Jeffrey e Gardner, lì in fondo qualche chance di più per i bianchi, mentre i neri tengono molto bene il campo davanti e in mezzo. L'introduzione di Hector De Marco, mediano di Mischia Petrarchino, ormai stabilmente nel giro della nazionale italiana, ed il calcio in rimessa laterale di Nas Bota, un calcio che però rimane in campo, il contrattacco di Mans coadiuvato da Hastings che guarda lo schieramento avversario, una finta che gli permette poi di avanzare moltissimo nel campo avverso, va a terra, cercano di chiudere irregolarmente l'ovale i giocatori neri e quindi il giusto calcio di punizione di Giacomel che viene sfruttato rapidissimamente dal Gavin Hastings 15, poi il pallone che rimbalza ma mantenuto vivo dalla parte chiusa, il placcaggio duro dei giocatori neri e il calcio di Mans in area di meta ostacolato da Saetti, non riesce a segnare, ma Giacomel molto vicino all'azione vede l'irregolarità e assegna la meta tecnica a favore dei bianchi. Vede il gioco rotto e c'è il calcetto a scavalcare splendido e vedete che Saetti non può far altro che tirar fuori i tentacoli, in qualche modo cerca di frenare la velocità, la determinazione di Mans. Mans si gira e gli dice: arbitro, cosa facciamo? Meta tecnica contro i neri, raddoppiato il punteggio probabilmente con la trasformazione facile dei mezzi pali, anche se Gavin Hastings qualche volta ci ha abituato a sbagliarle anche in partite importanti, ma non bisogna ricordarglielo. 26 minuti di gioco, la meta tecnica assegnata dopo questo calcetto a seguire di Gerard Mans, 120 presenze con la Namibia, di cui è anche capitano, 32enne, e quindi il punteggio che va sul 14-0 con i punti supplementari della trasformazione di Gavin Hastings. E gioco che torna comunque ora nella metacampo bianca, il pallone conquistato da Van Zyl e Nas Bota cerca il sostegno all'interno, non lo trova invece Julian Gardner che gli scippa l'ovale, va a terra, Troncon guarda gli avversari, poi il suo calcio rasoterra e potente che però viene fermato da Pier Massimiliano Dotto prima di superare la linea di rimessa laterale. Il contrattacco ora con i giocatori in maglia nera, Truter, una finta, va a contatto e serve il compagno di squadra, pallone che retrocedendo va fino a Nas Bota, Cozie cerca poi l'avanzamento, trova il varco, il passaggio verso Saetti, scivola l'ovale in avanti a Mauro Gardin e la mischia ordinata di Giacomel. Peccato, bravi i neri ad attaccare sulla destra con i tre quarti, poi fare sponda Truter con Bota per gli avanti da questo lato, ma il sostegno di Covi a Cozie è troppo anticipato, non era ben interpretato. Guarda il buco di Gavin Hastings che ancora va a
a completamente assorbire Dotto e dà un passaggio facile allo splendido sostegno del suo medianetto di mischia Alessandro Troncon. La soddisfazione, guardate come assorbe Dotto, e un attimo prima il pallone davanti, Dotto si guarda, chi mi prende, mi tuffo come quegli altri. L'accelerazione di Alessandro Troncon permette al 29esimo alla formazione capitanata da Gavin Hastings di allungare. Ora siamo 19-0. La trasformazione dell'estremo scozzese non entra fra i pali, quindi il punteggio che rimane appunto sul 19-0. Per un attimo inquadrati i giovani petrarchini, giovani ma anche giocatori della prima squadra, giocatori della seconda squadra che si sono affollati all'interno del recinto di gioco, ovviamente per permettere il maggiore afflusso possibile alla tribuna. E l'azione dei neri con il pallone che arriva sull'angolo destro del campo, e poi l'azione che termina con una rimessa laterale proprio ad 1 metro dalla linea di meta del Gavin Hastings 15, quindi subito rapido ribaltamento di fronte dopo la segnatura di Troncon, ed ora sono i neri ad un passo dalla segnatura. La linea di meta è ormai varcata, però Giacomel assegna la mischia 5, non è riuscito a toccare oltre la linea di meta. È stato bravo Seiti a il pallone, a mantenerlo, il pallone aveva superato sia Scaglia che John Jeffrey, palla per Seiti, pallone al petto, la spinta dei compagni, pallone sostenuto in area di meta, quindi ancora di introduzione nera, e Jacopo Zie per Hector Termarco, salta un centro, e poi Morne Shepard, grande lavoro di Dotto per Sandonini, un pelo dalla meta, non vogliono fargliela fare, gliela danno. Meta di Sandonini, proprio voluta dal tre quarti ala petrarchino dopo l'azione che si è sviluppata al largo per i tre quarti neri. Rivediamo la fase finale con il raddoppio di Sandonini, il placcaggio di Brendan Malling che mette a terra il giocatore del Simod, il quale però si libera dalla stretta dell'irlandese e riesce con una mano a portare il pallone oltre la meta. Assegnata da Claudio Giacomel, inquadrato in primo piano Stefano Sandonini, tre quarti centro del Simod. E bravissimo Stefano a proporsi in questa occasione alla loop su Dotto non ci ha pensato 2 volte, passaggio in finger pass solo con le dita ad alzare uno splendido pallone ancora per la volata di Sandonini, che resiste al placcaggio in qualche modo, anche se avrebbe dovuto lasciare il pallone per alzarsi in piedi, ma qui il regolamento non andiamo a seguirlo più di tanto, meta per i neri. Passata da poco la mezz'ora e 19-5 il punteggio con questa prima segnatura realizzata appunto da Sandonini, mentre Giacomel dà un penalty al Simod Invitation, una punizione per un affossamento del gioco che vedremo come sarà sfruttata, un calcio che Nas Bota trasformerà con un guadagno territoriale, il suo pallone altissimo che supera la linea di touche e anche riporta la manovra nella metà campo del Gavin Hastings 15. Con un'inquadratura per i bordi del campo del centrale della Guizza, e l'azione che si sviluppa al largo con i bianchi in possesso di palla. Mallin, una finta all'interno, il sostegno di Gardner, l'incrocio con Sean Linin di origini neozelandesi che va a terra, e il calcio di punizione per l'ostruzione nera, e che verrà subito giocato da Troncon, ci pareva, no, invece c'è un attimo di rifiatamento da parte del Gavin Hastings 15. Alessandro Troncon sulla palla, ora il passaggio per i compagni di mischia, la grande accelerazione degli avanti bianchi, il sostegno immediato, la nuova penetrazione, pallone che va a terra, una rack velocissima, e nuovamente l'intervento di Giacomel per il penalty che Troncon sfrutta con Anderson. Passaggio lungo verso Jeffrey, non preciso però, è preso da Truter, ma Giacomel ferma il gioco per la distanza dei 10 metri non rispettati. Ancora il penalty per i bianchi che riprendono posizione vicino al punto indicato da Giacomel. Henderson non è certo a casa sua con questi passaggi ad allargare, ci ha provato in malo modo, ha preso un rischio non da poco, è stato graziato da Giacomel che sta bene interpretando la sua parte in una partita del genere. Troncon muove ora il pallone ancora per gli avanti, si muove molto bene il pack dei bianchi, gran punto di riferimento con Scaglia e Guido Rossi che aiutano per liberare Troncon, che serve Checchinato, gran passaggio a rientrare di Carletto Checchinato che va
al di là sulla sinistra dell'avversario e poi rientra il pallone per Troncon ancora alla segnatura. Grande il sostegno di Alessandro Troncon per la seconda volta, puntuale a farsi pescare nella posizione ideale per marcare. Primo piano per il ventenne mediano di Mischia trevigiano, quest'anno ha giocato nelle file dell'Osama Mirano e grazie a questa sua segnatura ora il punteggio è sul 24 e ora 26-5 con la trasformazione relativa. 4 minuti al termine del primo tempo e ancora un ritmo altissimo per questa partita che vede in campo campioni da tutto il mondo ovale, coadiuvati naturalmente in maniera ottima dagli italiani protagonisti in campo. Ancora l'azione, questa volta per i neri con Corrado Covi, con Saetti lanciato in meta nell'angolo sinistro del campo. Un'accelerazione della terza linea del Simod, piazzato al momento giusto in sostegno al numero 3 che gli dà la palla e che lo lancia verso la meta nonostante la vana rincorsa di Gavin Hastings e Andrea Scanavacca. È la seconda volta che i bianchi si fanno trovare impreparati dopo una segnatura e prima gli è andata bene per un soffio, questa volta invece la disattenzione è costata loro cara. Splendido Crespan con la maglia nera a fissare l'avversario, a completamente assorbirlo, dando poi un pallone facile per le lunghe leve di Saetti, autostrada fino alla linea di meta. Seconda meta per il Simod Invitation 15, la trasformazione non riuscita di Botta, e 26-10 ora il punteggio fino a questo momento. Azione che riparte con una Mischia a centrocampo. L'introduzione che spetta al Simod con Hector De Marco che sarà impegnato. Ecco qui il suo pallone inserito tra le due mischie, il passaggio per Botta che carica il destro, un pallone lunghissimo che però esce direttamente in rimessa laterale. Prende in questa occasione male la mira Botta e quindi la rimessa laterale verrà effettuata nel punto in cui l'asso sudafricano ha effettuato il calcio in touche. E Claudio Giacomel interrompe il gioco, finisce il primo tempo 26-10 in vantaggio dei neri e qualche minuto di meritato riposo per le due formazioni in campo. Vittorio, che cosa hai detto a questi due gruppi di giocatori? Beh, ci siamo parlati con Pasquale, ovviamente era un caldo infernale, Mauro Gardin non era il meglio delle condizioni, i neri stavano subendo anche rimesse laterali, i bianchi avevano preso le misure, allora si è stabilito l'entrata di Croci e ovviamente per rinforzare la rimessa laterale, per fare in modo che il gioco di Nasbota potesse essere maggiormente fornito, e poi sono passati dei bianchi e ho detto loro la bella notizia: ragazzi, adesso guardate che quelli di là mettono uno alto in rimessa laterale, e non me l'hanno presa molto bene. Ho detto buona fortuna a Willie Anderson che ha 38 anni. Sto parlando, dicendo la cosa a Gavin Hastings, lui mi dice per chi tengo. I'm coaching both. So io dico there is another big voice coming from them in line out. Willie, good luck. Quindi dico buona fortuna. Vittorio, fuck off! E qui invece avete capito cosa mi ha detto Gavin Hastings per ringraziarmi, e ovviamente ho augurato buona fortuna a Willie Anderson, 38 anni, fa anche il technical director dell'Irlanda, è uno specialista nell'organizzazione della mischia, in particolare delle rimesse laterali. Vedete Alessandro Troncon che incoraggia i compagni. Primo tempo quindi finito sul 26-10 in favore del Gavin Hastings 15. 40 minuti del Memorial Oliver, a sinistra inquadrato il Simod Invitation 15 capitanato da Corrado Covi. Pubblico che si prepara ad assistere alla seconda parte di gara, e qui a destra in maglia bianca John Jeffrey e tutti i suoi compagni di squadra del Gavin Hastings 15. Parte in questo momento l'incontro per i secondi 40 minuti. Il calcio di Nasbota, i suoi sono in svantaggio per 26-10, primo raggruppamento con il pallone che viene portato oltre la rimessa laterale, quindi touche a favore dei bianchi. Con Easy Trevisola al lancio, pallone controllato dai neri con Hector De Marco che cerca di avanzare, viene subito imbragato dagli avversari del pack in maglia bianca, e quindi Nasbota quasi a dirigere la mischia in posizione di mediano, che fa spingere i compagni e poi è lui stesso a servire il pallone per Covi. Un finta rientrare del capitano del Simod, pallone disponibile ma non c'è il sostegno immediato, ne approfitta il Gavin 15 con Scanavacca che controlla in due battute il pallone, poi calcia a seguire lungo, pallone che
va oltre la touche, quindi il gioco che viene interrotto da Giacomel per la rimessa laterale, mentre rimane per qualche secondo a terra il tallonatore del Benetton, Trevisiol. È molto buffo anche il rapporto con i giocatori in panchina, perché nelle due panchine ci sono giocatori del calibro di Fabio Gomez, ovviamente di Croci, di Pivetta, di Paolo Vigolo, di Andrea Zulian, ma dall'altra parte Mauro Tommasi, Brunello, Stefano Brolis, Pier Antonio Marchesin, oltre che a Mauro Dalsie, ma anche divertenti commenti con loro fatti sulla partita. Il calcio lunghissimo di Dotto che va verso la rimessa laterale, pallone che rimane in campo, il raddoppio di Marcello Cutitta che trova un varco, accelera, messo a terra da Chezzi e poi Trevisiol che prosegue la manovra con l'assistenza di Rossi, Gardner poi fuori, il pallone da Checchinato per lo squalo bianco Jeffrey, il suo passaggio a Lenin un po' troppo forte, il pallone che cade. Lo squalo bianco ha passato una pigna a Lenin che sembra quelle che gli dà per tenerlo sveglio alla sera quando Lenin sta per prendere sonno, gli ha tirato una pallonata addosso micidiale. Il calcio di Bota, il pallone ricevuto da De Marco che poi va verso la touche, un calcio precisissimo dell'asso sudafricano, lunghissimo a guadagnare metri. Gerhard Mans non può far altro che mandare il pallone ai compagni di squadra per la rimessa veloce effettuata da Mans su Jeffrey, riceve il pallone di ritorno e calcia lui stesso verso la touche, ma viene ripetuta l'azione con Trevisiol che lancia sul primo saltatore, Checchinato controlla la palla, cerca di infilarsi fra gli avversari Allan e guadagna altri metri preziosi, e anche il lancio che lui stesso effettua su Covi, pallone controllato invece da Gardner, a una mano scaglia, viene ostacolato al momento del passaggio e così l'ovale cade a terra. Ancora Simod Invitation in attacco a pochi metri dalla linea avversaria. Nel frattempo è entrato Croci al posto di Mauro Gardin, Croci si è messo a destra lasciando Van Zyl sulla sinistra, Gavin Hastings con Mans, Bianchi che presumibilmente non avranno moltissimi palloni dalla rimessa laterale, devono giocare tutto quello che fanno, soprattutto i palloni di recupero. Sean Lenin, Brenda Mullin, ma ben interpretato da Morne Shepard che va a placare, esagera, forse Scanavacca, ma forse anche non poteva fare null'altro, si impegna alla morte. Helgar Mahler lo vedete alzarsi, è claudicante, ha una caviglia in disordine, si è fatto fasciare durante l'intervallo ma ha voluto rimanere in campo. Helgar Mahler, 2 presenze con gli Springbok, lo vedete qui tentare di fermare l'iniziativa di Cutitta. Il rischio dei giocatori del Gavin Hastings consente al Simod di rimanere in attacco con l'introduzione in mischia assegnata a De Marco, ancora ripetuta, pallone tra i piedi del numero 8 Chezzie, De Marco la mira per Bota che effettua un calcetto a seguire per se stesso in area di meta, ostacolato da Troncon, i due giocatori vanno a terra e Giacomel assegna la seconda meta tecnica dell'incontro su questa azione di Nas Bota che poi ha qualcosa da dire con Troncon proprio ad evidenziare la grande importanza che anche per l'asso sudafricana riveste questa partita. Rivediamo l'azione, Vittorio, era netta la meta tecnica. Senz'altro è stato preso di sorpresa Troncon dall'iniziativa di Bota. Bota aveva visto ormai le terze linee dormenti, affaticate le terze linee dei bianchi e lui ha giocato l'1 contro 1 con il solo Scanavacca, l'ha scavalcato col calcetto, copriva molto bene Troncon, dimostrandosi sempre al punto giusto anche in questa occasione, gli è andato praticamente a sbattere addosso a Bota. Senz'altro l'ostruzione è stata notevole, inizialmente forse anche del tutto occasionale, ma poi si è dimostrata pesante per Bota che è stato superato. Ovviamente cercava questa meta, Nas Bota gliel'ha accordata Giacomel. 26-17, ha accorciato le distanze il Simod in maglia nera che ora attacca ancora, pallone tenuto vivo con un raggruppamento che porta l'ovale da De Marco ai tre quarti, il sostegno all'interno di Covi che va ad impostare un nuovo raggruppamento, pallone che può essere giocato e De Marco che lo serve per Bota da fermo per i compagni, la grande accelerazione di Covi e poi il pallone che si sposta fino al largo, superiorità numerica del Simod che va a violare ancora la meta del Gavin Hastings, questa volta è il 3/4 Shepard a segnare. Resta in mezzo al campo John Jeffrey e non difende in linea con gli altri, permette un buco, è superato e poi Morne
scusate, Jaco Coetzee che dà il pallone a Helgar Maller, da Helgar Maller ancora Hendrik Truter nuovamente per Morne Shepard invano rincorso da Mans. Ben sfruttata questa occasione per i giocatori in maglia nera che hanno dimostrato una grande accelerazione nei momenti importanti, e quindi la meta realizzata da Shepard è trasformata da Botha, che porta a 2 sole lunghezze il divario fra le due formazioni dopo 6 minuti di gioco nel secondo tempo. Ed è qui che abbiamo avuto il cambio della partita, il punteggio ora diventa di 24-26 e quindi la partita si fa nuovamente interessante con i neri che muovono molto bene la palla, non si alza a sufficienza Sandonini, che doveva essere già allineato per aiutare il passaggio saltato di Dotto, che aveva avuto una splendida iniziativa, leggermente troppo in ritardo Sandonini. Guadagna comunque metri i giocatori in maglia nera, con un schieramento ridotto poi nella rimessa laterale cercano di vincere l'ovale, che invece va a favore dei giocatori del Gavin Hastings 15, che impostano un raggruppamento rapido, cambiamento di fronte, Mallin per Scanavacca, ancora sulla destra del campo si sposta la manovra con Mans messo a terra da Sandonini, e poi ancora l'azione con Linin che va in rimessa laterale, quindi una touche in favore dei neri che farà riprendere il gioco. Grandi sostegni di Julian Gardner a tutto campo, un perfetto collegamento tra i tre quarti e il raggruppamento nuovamente per Mini Racca, per cambi di fronte veloce, anche questa volta eccezionale il sostegno su Gavin Hastings. Il lancio di Allen al centro dello schieramento, Croci ne è entrato, svetta su tutti, il pallone controllato per il compagno di squadra e ancora De Marco dalla chiusa da fermo, Botha, un ottimo passaggio per Sandonini, ancora è Dotto questa volta a cercare il sostegno dei compagni, un passaggio in avanti involontario, azione che sfuma per un soffio e la mischia ordinata. Splendida, ortodossa l'iniziativa dei neri dal lato chiuso, Botha che fissa da distante per Sandonini che fa la sponda esterno-interno, all'interno mette in una corsia preferenziale gli altri neri, ma il pallone viene rimpallato, proprio mancata la presa, altrimenti ancora i neri alla carica. Dominio nelle rimesse laterali da parte della squadra nera, palloni di recupero, ancora il desiderio di attaccare per i bianchi. Tutti con i cappellini bianchi a difendersi dal sole in panchina, anche tu Vittoria. Sì, ci pensava Gardini a tirarmi bottiglie d'acqua per quello. Torniamo alla partita con i giocatori del Simod che difendono sull'attacco del Gavin Hastings. Giacomel vicino all'azione, il suo fischio, calcio in favore del Gavin Hastings, parte l'ex capitano dell'Irlanda Henderson per Hastings, Troncon in ottimo sostegno, il suo calcio a seguire in una zona sguarnita, arriva Truter che prima di raccogliere l'ovale guarda gli avversari, preferisce poi non perdere tempo e calciare in touche, battuta rapidamente ma Giacomel non giudica l'azione ripresa in maniera regolare, quindi fa ripetere la rimessa. È anche difficile continuare a seguire tutto questo incessante susseguirsi di azioni. Guardate cosa riesce a fare Van Zyl in rimessa laterale, ancora una volta a recuperare un pallone non di grande qualità, vanno al di là della linea, i bianchi in qualche modo cercano di venire a capo del problema. Calcio di punizione per il piede magico di Nas Botha verso la affollatissima rimessa laterale, a prendersi gli applausi e a riportare i neri all'altezza del centrocampo. Grande entusiasmo anche sugli spalti per questa partita, dai toni accesissimi, molto aperta anche nel punteggio, con 2 punti che dividono le due formazioni e il Simod Invitation in attacco con De Marco, poi il pallone da Botha larghissimo all'esterno, la difesa del Gavin Hastings che tiene il gioco nella metà campo avversaria, fase concitata di gioco con un raggruppamento che viene vinto dal Simod, poi ancora l'attacco dei neri con il pallone al largo che arriva fino ad Allan, un calcetto quasi da 3 quarti che porta il pallone in touche, quindi ancora un avanzamento del Simod. E senz'altro Allan è un giocatore molto presente, anche qui ha fatto la cosa giusta con un giocatore più veloce, isolato, ha pensato bene di portare il pallone al di là per poi andarlo a recuperare. Rimessa laterale, vado ancora a sottolineare, attorno alla quale si è arroccato il gioco dei neri per le capacità balistiche di Botha, ma anche per il controllo che sta imprimendo a questa partita, ancora momentaneo, leggero il vantaggio
della squadra dei bianchi, 26-24 per la squadra di Gavin Hastings. L'intervento di Giacomel, questa volta puniti i neri, il calcio di punizione affidato a Troncon che lo batte rapidamente per Anderson, la finta poi all'interno, il passaggio a Gardner che accelera dando così impulso alla manovra, poi va a terra ancora per Cutitta, Jeffrey in sostegno, si infila fra i due il centro avversario e la mischia ordinata che Giacomel decreta. E lasciatemelo dire, vediamo dei determinati placcaggi 1 contro 1 alle gambe, al corpo, ma portare giù l'uomo, portarlo sempre a terra è l'unico modo per dar credibilità a queste partite ad invito. Il calcio lunghissimo di Scanavac, cercare di scavalcare il tre quarti ala avversario, un calcio potentissimo che porta il gioco nei 22 avversari e quindi nuovamente il Gavin Hastings in attacco, ancora in vantaggio per 2 punti nel punteggio la formazione in maglia bianca. In questo secondo tempo del Memorial Oliver e quindi la possibilità di portarsi nuovamente a segnare il lancio che è affidato al tallonatore Allan, lo schieramento di rimessa laterale con Giacomel che fa rispettare le distanze, fase importantissima di gioco e poi il lancio svetta su tutti Van Zyl, De Marco che si fa servire un ovale pulito per Botta, la finta, l'attacco di Botta che fissa un avversario, una finta, il passaggio, il ritorno del pallone tra le mani di Nas Botta ed il calcio dopo che tutta la difesa avversaria era salita. Meritati applausi per Nas Botta che attacca la linea e poi si ritrova dietro, guardatelo, a fare nuovamente il playmaker, mentre c'è una mezza ostruzione di Lenin su Dotto, guardate come fa il playmaker, come si ripropone in uno spazio allargato tra Brendan Mullin e Cutitta e sfodera la sciabolata lunga a vantaggio della sua squadra verso la rimessa laterale forte, fortissima dei neri. Primo piano per Botta e touche lanciata da Trevisiol, pallone che De Marco recupera, cerca un varco, non lo trova, arrivano su di lui gli avanti avversari che lo riportano nuovamente in rimessa laterale. Allan, il lancio per pallone che va tra le mani di Troncon ma in maniera irregolare, con cui lo vale una spinta. Willie Henderson non ce la fa più a saltare e comincia ad attaccarsi come un attaccapanni, ovviamente c'è qualcosa che può lasciar correre Giacomel ma non tutto. E calcio di punizione, guadagna terreno ancora la squadra nera. Un invito a nozze per Botta che con questo calcio lunghissimo riporta i suoi in attacco, acquista fiducia alla squadra del Simod in questa fase, un'azione in attacco che consente con un pallone pulitissimo guadagnato in touche di avanzare intorno al pack, raggruppamento vincente del Simod che si organizza, pallone pulito per De Marco, ancora Botta, un ottimo passaggio per la terza linea in sostegno, il tuffo però di un giocatore in maglia bianca a recuperare la palla e l'intervento di Giacomel. Grande lavoro di Checchinato su quel pallone, ma c'era prima il fallo di un nero che si era tuffato oltre, ma grande lavoro di Checchinato su un pallone morto, andarlo a recuperare, riproporlo dalla propria parte. Ancora i neri che non sono scesi ai 10 metri, Troncon sulla palla la muove per Cutitta che lancia Brendan Mullin, un'accelerata, Gavin Hastings negli spazi stretti va a scivolare per una francesina di Hector De Marco. Il passaggio all'interno di Mullin per Gavin Hastings permette un raggruppamento che però Giacomel interrompe per il turnover, quindi la mischia che viene assegnata al Simod, ancora un primo piano per le panchine, affollatissima la tribuna degli impianti della Guizza, così come anche i bordi del campo affollati dai ragazzini del mini rugby del Petrarca e di altre società del Veneto che non si vogliono perdere uno spettacolo così unico nel suo genere. E la rimessa laterale per la squadra nera. Quella inquadrata prima era la panchina unificata dove c'era un po' tutte le intelligenze, Pasquale Prosutti, avevamo il medico, Roberto Ragazzi, avevamo gli infortunati, avevamo tutti, avevamo i massaggiatori, avevamo un pochino, era un po' un salotto bene dalla parte di là dove praticamente si tenevano i collegamenti con tutte e due le squadre e i frizzi e i lazzi con le panchine di entrambe le parti. Il lancio di Allan lungo su Covi, Jeffrey attende il salto di Covi per poi fiondarsi a fare pressione su De Marco che invece trova il tempo per un calcio altissimo e preciso sul quale c'è Manso, ostacolato però nel
presa al volo e così il pallone che rimane in rimessa a favore dei neri con il lancio velocissimo di Allan per Covi, ancora pallone per Chezie ma interviene Giacomel. Bravo Sandonini a seguire il calcio di Hector De Marco, a placare Mans proprio nel momento che stava per ricevere il pallone. La pressione che i neri stanno mettendo alla partita notevole, anche se nelle abilità individuali forse c'è qualcosa di meno, ma notevole l'impegno dei neri, la grande pressione. L'introduzione in mischia del ventenne Alessandro Troncon, il pallone tra i piedi di Julian Gardner e poi l'ovale per Mans di sinistro, spara l'ovale verso la touche, pallone che esce, trovano il tempo per una rimessa rapida i giocatori del Simod e così c'è il contrattacco immediato con il raggruppamento veloce sul quale intervengono i giocatori bianchi a disturbare la palla, ma sono bravi i neri a mantenerne il possesso. Poi la finta di Truter che non coglie però impreparata la difesa avversaria, va a terra, pallone vivo che poi i neri vorranno sicuramente trasformare fuori, infatti così è il passaggio lungo ancora per Truter che decide invece di cambiare fronte d'attacco, cerca il sostegno di Nas Bota che effettua un calcio calibrato che però esce direttamente in rimessa laterale. È proprio bravo Gardner a placare di brutto Truter, un placaggio a ribaltare. Nel secondo tentativo Truter si è pensato bene di passare il pallone dietro a Bota, Bota sta montando in cattedra, si mette nella tipica posizione di playmaker, quella che lui preferisce, dietro, e fionda questi calci calibrati. Sfortunato questo, senz'altro, ma comincia a tessere quella ragnatela che l'ha reso così famoso. Ancora gioco a centrocampo con la rimessa laterale a schieramento ridotto per Trevisiol. Troncon che chiama il pallone da Checchinato, si infila tra i due croci, non riesce però a riconquistarne il possesso, che rimane per Troncon, vede il varco dalla chiusa, fissa Botta e poi va a sostenere l'azione Checchinato, il passaggio all'interno ma ha messo un piede oltre la rimessa laterale la seconda linea del Rovigo. Il pallone giocato, rapidissimo da Truter per ancora la manovra del Simod che ritorna a giocare nella metacampo in attacco con questo calcio lunghissimo recuperato da Gavin Hastings, il suo calcetto a seguire, cerca di andarlo a riprendere lui stesso ma è bravo il centro avversario ad infilarsi, Saetti in sostegno, il passaggio all'interno per Dotto, ancora una manovra molto spettacolare con il pallone che poi in qualche modo Scanavacca riesce a calciare lunghissimo dalla parte opposta del campo. Riesce veramente difficile poter seguire tutte queste intensissime azioni, questo continuo e adesso respireranno almeno per un pochino. E anche noi vittoria. Sì, ma grande iniziativa veramente quella dei bianchi che hanno ridotto la rimessa laterale appunto per vincere palloni, bravo Checchinato, bravo ancora una volta Troncon e di nuovo Checchinato a riproporsi da questo lato e poi il contrattacco dei neri sempre vigili, sempre presenti fino al calcio finale di Scanavacca. La mischia ordinata per Alessandro Troncon, la spinta del Simod, pallone comunque per Scanavacca che muove le mani dall'interno dei propri 22, l'incrocio che non riesce fra i due centri e quindi la possibilità per i neri di continuare la manovra. Ottimi passaggi fra i giocatori del Simod che portano la squadra in maglia nera ad un passo dalla meta ma poi che subiscono un calcio di punizione contro decretato da Giacomel. È una buona fusione di rugby sudafricano e petrarchino, consentite questo paragone anche se distante, perché c'è questa attitudine mentale, c'è il desiderio di giocare vicino al pacchetto da parte di entrambi, con Bota che dirige dietro, come presto ha preso personalità questa squadra, come presto ha preso personalità la squadra dei bianchi attorno a giocatori come Brendan Mullin e Gavin Hastings. La touche di Trevisiol che Croci controlla, De Bernardo pronto a difendere l'ovale ma viene aiutato irregolarmente il saltatore nero e quindi il calcio di punizione di Giacomel. Gardner poi che riceve da Troncon il tentativo di sfondamento di Rossi che va a terra. Sono bravi i neri a recuperare palla e quindi ad impostare il contrattacco e poi ancora i bianchi a sporcare l'uscita del pallone, lascia correre da Giacomel, Troncon quindi per Scanavacca. Il suo calcio lunghissimo in una zona del campo sguarnita del Simod, rincorre la palla Truter, la lascia sfilare in area di meta e poi la rimessa dei 22. È stato bravo Scanavacca ad approfittare di questa profondità del campo lasciata sguarnita, ma forse un po' troppo, pallone che se ne esce fino in fondo alla linea dei 22 permette alla squadra di Bota di giocare nel modo più
logico, quello di respirare, di tornare alle fasi statiche, alle rimesse 22, alle rimesse laterali, riprendere il pallone e andare in rimessa laterale. Quindi Vittorio, è una partita che si fa anche tattica in questa fase per portare a casa anche i 2 punti. Sono convinto che Botta da qualche minuto ha capito che la partita la può portare a casa, stando così i rifornimenti che riesce a avere lui e che riescono ad avere gli avversari, stando lo spirito che anima gli avversari di muovere tutti i palloni possibili. Botta sa che può portare a casa la partita e di sicuro non lo disdegna. E lui stesso a battere un calcio di punizione, quindi fintando un contrattacco e poi calciando lungo. Grande posizione sul campo di Gavin Hastings, che va a recuperare la palla, il suo calcio dietro la difesa avversaria che però non viene colta impreparata, il recupero di Dotto, una grande finta ad eludere la difesa di Cutita e il calcio in touche. È troppo alto che il trequartiano l'ha beccato nella zucca, l'ha beccato nella zucca, non ha fatto una piega. Drin non ha fatto una piega. Bravo Dotto a fintare Cutita, ma splendida partita. Botta che vuole guadagnare terreno. Gavin Hastings che dice: ti faccio vedere come si sale il campo anche con la corsa. Bravi tutti, non ci stanno a perdere. Partita veramente interessante. Il controllo a 2 mani di Covi per Saetti, poi il pallone che arriva a Botta, che da posizione angolata calcia verso la rimessa laterale, il pallone che esce. Jeffrey che ne ha placati 3 nell'azione precedente, ne ha brancati 3 di fila che si passavano il pallone tra di loro fino al calcio di liberazione di Dinas Botta. Grande agonismo in questo match, rivediamo la precedente azione con Dotto che recupera la palla, la finta su Cutita e poi il calcio che simpaticamente e poi la rimessa laterale successiva con Trevisiol pronto al lancio. Al centro dello schieramento De Marco per Botta, il suo passaggio quasi da fermo per i compagni di squadra, il recupero di Dotto che serve in incrocio De Marco, un calcio di sinistro del mediano di Mischia Petrarchino, il pallone che termina in touche riportando il Simod in attacco. Gioco quindi nuovamente nei 22 del Gavin Hastings 15. È facile vedere come la squadra nera ormai si affida tatticamente al vantaggio territoriale col gioco al piede, andare di là, tenere il campo, mettere i bianchi in condizione di prendere i rischi dalla propria metacampo e quindi cercare di approfittarne. La touche affidata al trevigiano Isi Trevisiol, il suo lancio conquistato da De Marco che va in sfondamento al centro della touche, pallone recuperato Crespan, ancora bravissimo. da Crespan, pallone poi per De Marco e Chezie che va in sfondamento, viene placato in extremis, il grande sostegno da parte di Sandomini che riceve un pallone d'oro che deposita oltre la linea di rimessa di meta, mentre Jeffrey va a discutere con Giacomel. Bravo però anche qui Sandonini che vedete come va subito in sostegno al numero 8, si propone, rallenta quell'attimo, si ripropone e ovviamente Jeffrey qui ce l'ha con un eventuale in avanti, gli dice guarda era in avanti, probabilmente poteva anche esserlo perché è stato trattenuto Cozie dal primo placcaggio, quindi senz'altro in dubbio questa situazione. Giacomella gliel'ha data buona e le proteste di Jeffrey sono svanite e non se l'è presa più di tanto. Azione di potenza quindi del Simod 15 che va a realizzare una meta importante, quella del sorpasso 31-26 grazie ai 2 punti supplementari di Botta, quando sono passati 28 minuti nel corso della ripresa di questo Memorial Cameron Oliver. Il pallone che ora Botta tranquillamente lancia verso la rimessa laterale, rimane però in campo l'ovale Gavin Hastings che controlla lo schieramento avversario sostenuto da Marcello Cutita. Certo che ne ha fatte di corse Brendan Mullin questa volta che si invola da questo lato dopo aver incrociato a 1 all'ora con Gavin Hastings e poi fionda un calcio lunghissimo, ma c'è già Botta lì, se la gioca per conto suo, calcia in rimessa laterale, riceve gli applausi di Hendrik Trutter che si rideva una sbotta per dire spostati se no ti brinco anch'io. Questa volta l'applauso era forse perché era riuscito a sbagliarlo. Isi Trevisiol, lancio, Troncon, poi pallone che si sposta verso i 3/4, il sostegno interno con il pallone che messo a terra viene giocato rapidissimamente da Troncon, una nuova mini rack. L'azione che continua sulla destra, la pressione sul mediano di Mischia del Gavin Hastings 15, poi è Gardner. Avanza la difesa del Simod,
non fa guadagnare metri agli avversari, e poi il gioco al piede che permette con un calcio millimetrico di riportarsi sui 22. Qui era proprio un marcamento uomo-uomo con nessuno che prendeva l'iniziativa di verticalizzare. Ci ha pensato Scanavacca alla fine, vedete Allan che cerca di... I bianchi giocano rimesse laterali corte, si sono adattati molto bene alla necessità di conquistare palloni. Mi dispiace, dice Giacomella, spingi un po' troppo, senz'altro la spinta che ha così è stata anche molto influente, perché proprio il pallone è stato troppo schiaffeggiato indietro da parte nera e permetteva la pressione dei bianchi. Ancora Cutita. Il contrattacco di Marcello Cutita, tre quarti ala del Milan, per Gavin Hastings, che affonda su Corrado Covi, che poi lo mette a terra. Il raggruppamento, il calcio di punizione per l'affossamento dei neri. Troncon lo gioca subito per Mallin, il placcaggio su di lui, ma bravissimo a mettere il pallone a disposizione per Trevisiol. Ancora Troncon, ottimo sostegno di Scaglia, e poi Jeffrey che prosegue l'azione. Troncon non alza l'ovale sulle mani di Trevisiol, e quindi azione che si blocca per un attimo con il pallone recuperato dai neri. Il contrattacco ancora di Dotto, messo a terra da Jeffrey, il sostegno di Covi, ma l'intervento di Giacomella per il calcio di punizione in favore del Simon. Placcaggio alto di Jeffrey e pallone per Nas Bota, che alleggerirà la pressione con il calcio in rimessa laterale. Possibilità quindi anche per le due squadre di riprendere fiato. E Simod che torna in avanti, questo calcio lunghissimo di Bota che esce dopo la metà campo. Hai notato quanto bene sta Nas Bota vestito di nero? Cioè elegante, il nero aiuta, eh? Dici sì? Beh, insomma, cioè voglio dire. Il gioco che riprende con il passaggio in avanti involontario e la mischia ordinata in favore del Gavin Hastings 15. Ancora all'interno della metà campo dei bianchi la manovra, e Alessandro Troncon che si appresta a rimettere il pallone in gioco. Gardner parte dall'introduzione, il sostegno di Checchinato, e poi ancora Checchinato che cerca il sostegno, questa volta all'interno. Scaglia per Gardner prima di essere placcato, il passaggio per Jeffrey, poi Scanavacca che libera meravigliosamente Mallin. La grande accelerazione del trequarti centro irlandese e la meta. Oh, che splendida azione, ma iniziata molto bene da Troncon, che aveva visto l'uomo marcato e ha scelto lo Checchinato per involarsi. Guardate qui il playmaker, proprio il pivot fatto da John Jeffrey. Scanavacca molto bravo, e guardate come pesta nelle gambe Brendan Mallin. Sfugge Helgar Maller che ci prova ma non ci riesce, nulla da fare. È stato bravissimo anche Mansa a prendere l'interno. E meta segnata dal trentenne centro irlandese. Ecco la trasformazione di Gavin Hastings, il pallone altissimo che entra fra i pali da posizione difficile, e quindi accorcia così le distanze. Il Simod Invitation che ora è sul 31-33 dopo questa segnatura che giunge a 8 minuti dal termine del match. Partita entusiasmante anche sul piano dello spettacolo, oltre che naturalmente su quello agonistico, e gioco che riprende con il pallone affidato a Nas Bota per la formazione del Simod per questi minuti finali di partita. Il suo calcio di rimbalzo altissimo, sul quale monta tutto il pack in maglia nera. L'ottima presa invece al volo da parte dei bianchi, che avanzano ancora con il pack. Un attimo di incompressione, poi Troncon riesce a servire Scanavacca, il suo calcio lungo che termina però di poco oltre la rimessa laterale. La partita è ancora interessante, c'è stata questa meta che ha rimesso un pochino in gioco, e se non altro è andata un po' pari con quella segnata da Sandonini. Ancora i neri che continuano ad avanzare, hanno ovviamente più munizioni i neri, mentre la squadra... Jacopo Zia. La meta del numero 8 in maglia nera, 2 minuti dopo la segnatura di Mallin, a testimonianza della grande presenza fisica sul campo di questo giocatore. Eh sì, ma è anche l'esempio più vero che queste partite, nel momento che sbagli il placcaggio 1 contro 1, sei fatto, non c'è più credibilità.
qui ha proprio preso nel sonno i bianchi, non c'è stata la determinazione per un attimo di andare a contrarre il portatore del pallone, chiunque esso sia, cosa che le due squadre sino a questo momento, eccettuata questa occasione, hanno sempre fatto alla grande, impegnandosi tutte e due in questo fondamentale. Questa volta un po' presi nel sonno la squadra dei bianchi, Jaco Coetzee alla marcatura. E così il 24enne numero 8 del Simod Invitation riporta in avanti i suoi compagni, 38-33 ora il punteggio per i giocatori in maglia nera, mentre sono nuovamente i bianchi ad attaccare. Un'azione che per un soffio viene a fermarsi per questo passaggio non preciso che permette ai neri di ripartire. Ancora il pallone fuori per Nasbot che dall'interno dei propri 22 calcia lunghissimo, il rimbalzo non lo aiuta e poi è Truter che per un attimo non controlla la palla e permette così agli avversari di ripartire, pallone che va a terra, raggruppamento che si forma immediatamente, gioco che prosegue, superiorità numerica dei bianchi, pallone al largo per Scaglia che fissa l'avversario, Mans, una finta a rientrare, allunga il braccio Coetzee e poi è Dotto che effettua il passaggio su Saetti, fermato dall'arbitro. Ti sei alzato anche tu in piedi qui per applaudire a questa azione. Certo, perché pensavo a Dotto aveva ben trovato lo spazio e aveva lanciato Saetti bene, c'è stato questo impercettibile in avanti precedentemente. Bianchi che vedete stanno provando in tutto e per tutto ma sono ben contrastati e poi la pressione dei neri a guadagnare terreno, copre molto bene il campo Andrea Scanavacca, va a togliere le castagne dal fuoco alla squadra dei bianchi che aveva perso il pallone largo, bravissimo il mediano da Rovigo. Nonostante il grande ritmo tenuto in questo match, Vittorio, non cala ancora l'intensità della partita. Perché vogliono vincere tutti e due, ma veramente vogliono vincere. Lo ha dimostrato anche il placcaggio di Gavin Hastings su Jaco Coetzee, che ormai era in meta, ma non l'ha lasciato andare facilmente. Ha voluto comunque provare a placarlo, vedere se fargli perdere la palla o meno. Queste due squadre stanno cercando. E poi, insomma, quando si gioca per l'onore, c'è Nasbot, c'è Gavin Hastings, c'è John Jeffrey. Ognuno gioca per il suo onore. Ma perché no? Tutti gli italiani anche. La prima linea della Treviso, estremo del Treviso, guarda cosa ha fatto Brendan Mallin per Cutitta, ma anche i ragazzi di Milano e tutti gli altri che sono stati con noi in questa occasione. Pallone ancora vivo con Checchinato che va a terra dopo una serie innumerevole di passaggi, Troncon fuori per Gardner che non esita a tuffarsi sulla palla, calcio di punizione per la sua squadra. Perché hanno demeritato Gardner e Checchinato, splendida partita del numero 8 dei bianchi, Gardner, ma altrettanto valido Checchinato che in terza lineale ha giocato bene, passaggi lobby per liberarsi dell'avversario, poi bravo Truter a soffiare il pallone a Willie Anderson che cercava di lanciarlo all'esterno dopo aver impegnato l'avversario. Fischio finale dell'arbitro, 38-33 per i neri sulla squadra di Gavin Hastings, abbraccio tra gli avversari. E naturalmente festosa invasione di campo, in primo piano per i giocatori, vedete l'abbraccio tra Bota e Saetti, naturalmente a testimoniare una grande intensità della partita, il successo, quindi la gioia per il successo ottenuto e l'abbraccio festoso di tutti i partecipanti a questa grandissima festa. Vedete Jeffrey che applaude lui stesso, il pubblico per l'incoraggiamento e poi circondato dai ragazzini che naturalmente gli chiedono l'autografo, è pur sempre uno dei giocatori più famosi del mondo ovale. Ancora grande festa sul campo, gli applausi che continuano a ringraziare i campioni. Brendan Mallin inquadrato e grande festa ora i giocatori che riprendono fiato e che si preparano anche alle foto di rito. Occasioni come queste, Vittorio, non capitano spesso di vedere così tanti giocatori felici e insieme. A me piace sottolineare l'espressione nelle facce dei giocatori italiani. Guarda Fabio Gomez, guarda Giambattista Croci, Giancarlo Pivetta, hanno avuto un comportamento commovente, hanno avuto una partecipazione veramente da grande solidarietà, grandi amici, il desiderio di stare assieme. Immagini emblematiche dello spirito di festa. No, Sandonini, tira giù le mani, Sandonini, Stefano. Ed è terminata questa entusiasmante partita, ma la festa non finisce certo qui. Grazie Vittorio ed andiamo a sentire i commenti dei protagonisti.
una bella partita, dura, combattuta, volevate vincere. Sì, è importante per qualsiasi partita, che è un test di tutte e due le squadre. Divertito? Sì, molto. Beh, è chiaro, a un certo punto la partita si è visto che si poteva vincere, quindi si è cercato di vincerla, però cercando di mantenere uno spettacolo. L'emozione all'inizio? Non il risultato comunque è indifferente. L'emozione all'inizio? Grande, grande. E poi durante la partita giocare a fianco di tanti campioni? È eccezionale. Una partita fatta naturalmente per un motivo molto umano, ma anche per vincere. Sì, ma non è molto importante se chi vince oggi. È più facile se vai a festa stasera perché vince oggi, ma per me è importante la giornata di Cameron Oliver, anche due squadre quando vai in campo gioca con lui. Per noi è stato molto emozionante vedere tanti campioni qui in campo. Sì, tanti internazionali, anche buono per me perché tutti giocano bene. Quindi è stata una partita di livello buono, anche tecnicamente. Sì, è tanto grande giocatori, è anche solo più facile quando vai in campo e sei al 100%, ma vai a giocare rugby e tutti piace il rugby e sempre gioca. Per me è stato un piacere venire qui a Padova, era un impegno che avevo preso con Vittorio già in novembre in Sudafrica, anche se ormai sono vecchio ed è difficile rimanere allenati. Ma hai giocato anche per vincere? Oh sì, certo, non mi piace perdere, anzi, sono un pessimo perdente. Comunque pazienza, questa sera ci saranno molta birra e vino. Sì, certo, e magari anche qualche ragazza italiana. Good luck. Abbiamo visto del rugby, ma più che altro non vorrei parlare tanto dell'aspetto tecnico, anche se le occasioni per gli spettatori sono state molte di applaudire, ma l'aspetto comportamentale di questi ragazzi meravigliosi in campo, del pubblico petrarchino splendido, meraviglioso, in alcuni momenti veramente toccante, quando Diane ha salutato i ragazzi che hanno giocato, e poi anche il comportamento, la voglia di vincere per la maglia che mettevano in quella occasione entrambe le squadre, onorando il rugby e onorando la nostra società. Stanchi ma sereni, di chi si trova completamente a proprio agio. Il dottor Franco Valliere ha ringraziato i giocatori, la società, gli amici che hanno sostenuto l'iniziativa a nome del Simod Petrarca. Poi ha distribuito con Vittorio Munari i ricordi della festa, doni simbolici che rappresentavano tutta la passione di chi ha dato vita al Memorial Cameron Oliver. Vittorio Munari dedica il suo pensiero agli atleti italiani che hanno aderito al suo invito, allo spirito entusiasta che li ha mossi a convenire a Padova. Momenti indimenticabili con Nas Bota che consegna ad Inchi la maglia nera numero 10, con i giocatori impegnati a passare da un tavolo all'altro per raccogliere gli autografi di giocatori visti sempre da spettatore, mai da compagno di squadra o avversario. Con Matteo Silini a nome degli Azzurri d'Italia consegnare 2 splendidi trofei a Covey ed Hastings, e con il capitano scozzese a confermare nel suo discorso a nome di tutti gli stranieri il grande onore per aver partecipato alla partita e a sottolineare la grande stima e considerazione di cui Munari gode nel mondo della palla ovale. Attimi sinceri, indimenticabili. Presidente Franco Valliere, una giornata entusiasmante per tutti i tifosi del Simod, ma anche per tutti i rugbisti. Sì, indubbiamente direi che l'organizzazione e il risultato della giornata è andato oltre ogni aspettativa. Ritengo che questo tipo di manifestazione, al di là del motivo che l'ha originata, siano quelle manifestazioni che rendono veramente l'idea della differenza del nostro sport. E che riconciliano tutti con il rugby. Senz'altro, visto così sembra veramente una cosa seria, e lo è. L'emozione iniziale con la moglie di Oliver, passare in rassegna ai giocatori, è stata fortissima in tutti noi. Indubbiamente è stato un momento molto forte, la commozione indubbiamente ha sovrastato tutti, però alla fine anche per lei questa era una giornata di festa, perché capiva che era la festa di tanti amici per un amico che non c'è più.
How many friends did you find here? I think I've got more friends in Italy than I've got in South Africa. Penso di avere più amici in Italia che in Sudafrica. La speranza di rivedere presto tutti qui a Padova mi ha sempre accompagnato in questi mesi e oggi tutto si è rivelato così speciale. È stato un giorno bellissimo per noi. Anche per me, quasi non riesco a credere che il Petrarca abbia potuto organizzare una festa così bella. E la piccola Francis che cosa ti ha detto? Credo veramente che abbia riconosciuto la guizza. Ieri siamo venute qui e Francis mi ha dato questa sensazione. Era così eccitata e si è messa a giocare, sembrava felice, come fosse a casa. Was it hard for you to come here? Yes, it was. È stata una decisione sofferta quella di venire a Padova, ma ora che l'ho fatto sono molto felice e contento, ma anche triste nello stesso tempo. It was a great day for rugby, ma also for friends. Abbiamo trovato molti amici ed assistito ad una partita meravigliosa, giocata con uno spirito fantastico. Dunque il modo migliore per ricordare suo figlio, senza alcun dubbio.